Siamo qui con Massimo Privitera, volevamo consegnargli il premio miglior colonna sonora per la rivista Colonne Sonore. 20 anni di colonne sonore. Tanti auguri! Abbiamo fatto il video, finalmente! Allora, siamo su Soundtrack City, sempre all'interno del Romix e del Music Comics con Lorenzo Tomio, grande nostro amico, e il premio che ha vinto per la miglior colonna sonora per Dampir, strameritato. Facciamolo vedere in effetto 3D, guarda che bello, 3D. Grande Lorenzo. Grazie, allora, grazie sei voi, contento? Moltissimo, moltissimo. Anche perché ti sei fatto un mazzo quadro per questo lavoro Ci siamo fatti. Perché tra l'altro non è che il lavoro del compositore è un lavoro di un uomo singolo, da solo, solitario. Sì, è vero, quando scrive sì, però poi quando si realizza una colonna sonora è un lavoro di un grande team. Sì. E quindi tu hai fatto bene a citare tutti i colleghi che ti hanno permesso poi di anche arrivare a questo riconoscimento. Sì, c'è sempre un sacco di gente, quindi sarebbe giusto fare dei premi anche per loro. Effettivamente sì. Le categorie delle categorie. Esatto. Dai, allora raccontaci un po' dopo tutto questo tempo trascorso dalla realizzazione di Dampir al premio. La cosa strana è proprio questa, nel senso che è passato un anno e ormai avevamo perso le speranze. No, più che altro, sai, si pensa ad altro, non si pensa più a Dampir, non ci pensi quando esce al cinema per il mese successivo, e poi basta, sparisce, te ne dimentichi. Quindi, no, sono super contento, molto bello. Siamo contenti anche noi che lo hai ricevuto, perché effettivamente è una bella colonna sonora e soprattutto è funzionale al film, ma anche al di fuori del film ha il suo gran valore, quindi veramente siamo contenti. Grazie. In una parola, che cos'è per te la musica di Dampir? Eccola. La musica di Dampir è stata una super grandissima scommessa, perché appunto è un genere con cui non mi ero ancora mai confrontato e appunto la mole di musica era tantissima, l'idea di a differenza degli altri lavori mettere su un team più importante era da un lato molto entusiasmante, dall'altro anche un po' di strizza. Poi vabbè, una produzione internazionale, poi sì, perché facendo film magari un po' più con un budget più piccoli, non sei abituato ad avere un team così ampio e quindi lavorarci per un anno e mezzo, perché alla fine la durata del lavoro è stata veramente lunghissima. Abbiamo cominciato, io ho fatto i provini ad agosto 2019, eravamo già in 3 a lavorarci con Maddalena e con Daniele e poi è finito a luglio 2021, quindi sono passati veramente 2 anni. Cioè, alla fine dici, ok, ce l'abbiamo fatta, cioè è venuta una roba di cui siamo contenti e che rispecchia il lavoro di tutti, non solo quello che ci ho messo io, c'è quello che ci ha messo Maddalena, c'è il suoni che ci ha messo Daniele, il mixer, l'orchestrazione di 2 giganti come Francesco Nadella, Anthony Guiden, l'orchestra, il coro, i solisti, è veramente una cosa poderosa, grossa. Poi Giovanni Guardi che ha coordinato tutta la parte produttiva, appunto lavoro con il regista, con il montatore, quindi con Mercato, con Giuliano Panzarella e con tutto il team di suono, Damiano Silva e tutti i ragazzi che hanno fatto il montaggio del suono. E su questo vi invito a vedere la puntata di Soundtrack City di qualche tempo fa, dove proprio intervisto loro. E ringrazio Lorenzo per essere il nostro ospite, ancora complimenti per questo premio e alla prossima. A un altro premio. Grazie a voi, viva Soundtrack City.